il nostro amico Pietro Di Noto. Pietro Antonio Di Noto, palermitano, classe 1963. È dal suo laboratorio di Tusa, in provincia di Messina, che ha lanciato e persegue la sua sfida, quella di portare i prodotti e i sapori della sua Sicilia in giro per il mondo. Pietro Di Noto, il nostro gelataio folle, perché si può, guarda. Maestro gelatiere da oltre 25 anni, ospite corteggiato della prova del cuoco di Antonella Clerici. È il primo in Italia ad avere creato gelaterie, ma anche pasticceria, senza laboratorio. Ho fatto un gelato allo champagne, però abbiamo prodotto anche gelato al cioccolato fondente con l'80% cioccolato. Il suo gelato nasce al 100% dalla qualità della materia prima siciliana e viene esportato nel mondo grazie al Briccone, un contenitore da lui stesso inventato e dotato di brevetto internazionale che conserva inalterata la miscela del gelato artigianale siciliano. Premendo questo bottone, io sono diventato un gelataio che produrrà un gelato eccellente. Imprenditore, con ben 50 punti vendita aperti in tutto il mondo tra bar, gelaterie, pasticcerie e ristoranti e 350 dipendenti sparsi tra il territorio nazionale ed estero, coltiva un sogno. Quello di creare una rete di vendita fuori dall'Europa per sfruttare ed aumentare la produzione siciliana, mantenendola sempre ad alti livelli e dando il giusto valore ai produttori e ai loro prodotti. Il famoso pupo. L'ho portato per Antonella. Ecco. E Bradamante, un pupo siciliano dei Paladini di Francia, che è bella. Ecco, di Ludovico Ariosto, dell'Orlando Furioso. Esatto. L'idea è quella di consolidare una filiera, così che i terreni rimangano coltivati, i siciliani continuino a lavorare nella propria terra e che si crei quel valore aggiunto che nasce dalla collaborazione tra produzione e commercio e che significa reddito da condividere e libertà in definitiva. Grazie ai 1700 gusti di sua invenzione, alcuni nati dal rifacimento di gusti tradizionali ed altre vere e proprie chicche come il gelato dimagrante e quello digestivo, Di Noto sta per entrare nel Guinness dei primati. Allora non ci resta che assaggiare il gelato. Geniale! Geniale! Il pistacchio di Bronte, e la vaniglia pura del Madagascar, però con ingredienti siciliani, poi il limone di Sicilia. La sua massima? Mi piace essere quello che sono. È sempre sua la regola delle 6 C: cervello, coraggio, cuore, concentrazione, costanza e calma. Grazie a Pietro Di Noto con il suo gelato, kiwi e cioccolato.